Con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo il governo cerca di contrastare la pandemia tenendo sempre alta la convivenza con il virus e le successive varianti Omicron. Un'ordinanza impone una stretta a tutti gli arrivi dall'estero con quarantena di 5 giorni per i non vaccinati e tampone obbligatorio per gli immunizzati, con una scelta che provoca l'ira dell'Unione Europea. Il decreto prevede infatti che si inizi a riorganizzare tutta la struttura di mobilitazione sanitaria per preparare la via al ritorno alla gestione ordinaria nel tentativo di non prorogare oltre marzo lo stato di emergenza. Restano sensibilità diverse dentro il governo ed anche dall'opposizione per estendere anche in zona bianca l'obbligo delle mascherine, come stanno facendo molti sindaci nelle loro città. Ricordiamo che il 15 dicembre è una data cruciale nella strategia del governo di lotta all'emergenza per l'obbligo di vaccini, oltre che per il personale sanitario e della scuola, anche per le forze dell'ordine ed i militari. Ed è sempre il giorno 15 dicembre l'obbligo per chi arriva in Italia dall'estero di effettuare il test molecolare e la quarantena di 5 giorni se non vaccinato. Tutto questo, come detto, non piace a Bruxelles, che tramite il commissario europeo ha chiesto spiegazioni al nostro governo. Tra le norme prorogate ci sono le misure di distanziamento e quelle per le mascherine, le zone a rischio, il Green Pass ed il Super Green Pass. Rimane anche il prezzo calmierato dei tamponi e con una norma voluta dalla ministra Bonetti rimane la possibilità per i genitori con figli in quarantena di avere concedi fino al 50% e per i lavoratori fragili di fare smart working venendo adibiti ad altra funzione.